Stiamo sempre parlando di agricoltura, di criticità, mi viene in mente una cosa che ha detto lei Presidente prima, citava cosiddetto trasporti. Io sto pensando che i trasportatori stanno anche meditando su un eventuale sciopero di protesta per il costo che hanno. Voi dipendete molto dai trasporti? Sì, oltre che dai fertilizzanti. Certamente. L'autoproduzione energetica è la chiave di volta per sopravvivere, scrive un telespettatore, prego. Il discorso di autoproduzione energetica è un altro discorso e su questo assolutamente sì. Devo dire che in questi ultimi anni qualcosa si è cercato di fare, ci sono stati degli incentivi interessanti, la CIA stessa sta lavorando con una propria associazione per favorire questo genere di operazioni di autosostentamento energetico all'interno delle aziende. Questa può essere sicuramente una risposta, non risolverà il problema di tutti, ma potrebbe aiutare sicuramente in alcuni comparti a migliorare anche quelli che sono i costi di produzione. Trasporto, solidarietà ai trasportatori. Ma vi danneggia? Certo, ci danneggia perché anche in questo caso sono costi che poi si riversano sulla filiera ma non vengono riconosciuti poi agli agricoltori. In realtà i più danneggiati rimangono i consumatori finali. Noi di nuovo torniamo a questo problema. C'è scritto un telespettatore, ho letto la mail 2 giorni fa, parlate delle problematiche di quegli agricoltori che sono dedicati a certe produzioni che richiedono, che non vengono vendute, non hanno mercato italiano ma soprattutto estero e hanno i prodotti bloccati perché ovviamente lo Stretto di Hormuz in andata e in ritorno ci sono anche le esportazioni di prodotti agricoli che stanno soffrendo. Che cosa sta succedendo lì? Sta succedendo un problema, ovviamente non è un problema dell'Italia, è un problema europeo, un problema mondiale. Oggi nel momento in cui ci sono blocchi per quanto riguarda alcune esportazioni, i nostri prodotti che sono di grande qualità e hanno necessità di Adesso ci saranno le ciliegie per esempio che hanno hanno necessità di essere trasportati e ovviamente la difficoltà oggi incombe. Chiaramente in questi casi abbiamo la necessità di trovare altri sbocchi di mercato ovviamente. Altri mercati? Assolutamente sì, nel momento in cui non si va su determinati mercati dobbiamo intervenire su altri, però attenzione nel momento in cui si parla dei mercati, perché il Mercosur insegna, cioè nel senso che noi abbiamo tutta la parte relativa all'accordo di Mercosur e quindi con i paesi dell'America Latina ed altro, che nel momento in cui si fa un accordo dobbiamo comunque tutelare i nostri agricoltori, dobbiamo comunque tutelare i nostri prodotti. Non se ne è più parlato adesso? Non si è più parlato, ma tra poco entrerà in vigore e quindi sicuramente, soprattutto per quanto riguarda lo zucchero, per quanto riguarda alcuni prodotti come anche la carne e anche altri prodotti, interverrà in maniera pesante. Ecco, su questo dobbiamo tutelare i nostri agricoltori, perché i nostri agricoltori oggi producono con regole certe e controlli certi, cosa che in quei paesi non è proprio così, perché ricordo che alcuni prodotti fitosanitari che da noi non vengono utilizzati da più di 10 anni, là vengono utilizzati e quindi ecco su questo dobbiamo, attenzione nel momento in cui sottoscriviamo questi accordi, essere molto incisivi. Ci agricoltori italiani insieme con le altre organizzazioni si sono opposti a questo, hanno fatto manifestazioni a Bruxelles, a Strasburgo, per difendere i prodotti italiani, per difendere l'agricoltura italiana. Ecco, quindi quando si fanno questi accordi dobbiamo stare molto attenti. Sì, infatti c'è questo piccolo aspetto. Un'altra produzione che è attenzionata purtroppo è quella dello zucchero, zuccherifici. Abbiamo avuto la chiusura e ne abbiamo anche parlato dello storico zuccherificio di Pontelongo e adesso a che punto siamo? Adesso siamo in un punto in cui lo zuccherificio purtroppo ha sospeso la produzione. Proprio ufficializzato. Dobbiamo assolutamente intervenire affinché questa sospensione non sia definitiva. Rendiamoci conto che abbiamo già perso una quantità di quote di mercato importantissime nel settore dello zucchero, eravamo leader in questo settore e abbiamo lasciato andare un'eccellenza. Perché l'abbiamo perso?
L'abbiamo persa perché abbiamo preferito pagare di meno un prodotto di cui siamo meno certi, piuttosto che investire su una filiera di eccezionale qualità come era quella locale. Quindi su questo, su quello che ha appena detto il direttore, bisogna stare molto attenti in merito proprio all'accordo per esempio del Mercosur, il concetto della reciprocità. Quando noi facciamo un accordo di libero scambio con un paese estero, acquistiamo un prodotto che costa meno, dobbiamo essere certi, per esempio, anche di quella che è la sicurezza di questo prodotto che ci arriva, perché poi non è solo un danno per gli agricoltori, è anche questo un danno che potrebbe arrivare ai consumatori, per cui è estremamente importante, secondo me, che non si ripetano situazioni come ad esempio quella della barbabietola qui in Veneto. Bisogna puntare sulle nostre eccellenze e questo è un messaggio che deve passare non solo alla politica ma anche all'opinione pubblica. Certo, noi garantiamo esatto. Qualità, garantiamo sicurezza alimentare, per cui è importante tutelare le nostre eccellenze locali. Ecco, qui torna un altro aspetto importante. Prima voglio leggere i 2 messaggi che sono arrivati, se magari mi mette in onda la regia, l'ultimo e il penultimo, non sono riuscita a leggerli. Dobbiamo dare maggiore credibilità ai nostri prodotti. Relativamente ai costi dell'energia è un problema che hanno tutti gli attori europei, ai noi sì. Vediamo il messaggio precedente. Sì, questo l'abbiamo letto, e adesso eccolo qua. Creare tante DOC o marchi qualità non è un modo per valorizzare i nostri prodotti? Sì. Sì. Comunque è esattamente sia questo messaggio che quello successivo fondamentalmente vanno nella direzione di quello che ho appena detto, tutelare le nostre eccellenze, tutelare la qualità dei nostri prodotti. Infatti. E per fare questo bisogna lavorare con tutti gli attori del territorio, con la politica che deve incentivare il consumo e la produzione dei nostri prodotti locali e con tutti gli altri attori che nel nostro territorio, nella nostra regione, lavorano fondamentalmente per raggiungere lo stesso obiettivo, e appunto mi riferisco ai consorzi, alle agenzie di sviluppo e quant'altro. Comunque c'è una cosa che è molto interessante, come rivolgo al direttore, che riguarda sia non solo il latte, lo zucchero, altri elementi, Italia Zuccheri per esempio, che c'è lo zucchero italiano che era di barbabietola, genuino eccetera. Ho parlato con diverse persone, pochissime hanno conoscenza di questo, molti preferivano il zucchero di canna perché è più sano, più questo, ed è una questione di comunicazione, ma anche io stessa pensavo fosse più salutare perché non mi era stato spiegato quello di cui abbiamo parlato anche tempo addietro, tutto quello che c'è dietro lo zucchero di canna e quello che invece ci può essere davanti a uno zucchero italiano. Avrebbero fatto la scelta di prendere lo zucchero italiano, tutte queste persone con cui ho parlato, se avessero saputo. Il latte ha aumentato il prezzo, sono cambiate le abitudini delle persone, molte sono cambiate perché il latte era arrivato a dei prezzi al litro allucinanti e quindi si sono portati verso altre forme di latte. Forme di latte, esatto. Ma se il latte fosse rimasto a quel prezzo lì, non avessero fatto una campagna non discriminatoria, denigratoria nei confronti del latte, perché si è parlato di tanto di più che non fa bene, che cosa avrebbero fatto le persone? Avrebbero scelto sempre il latte genuino nostro. Quindi quanto pesa informare o disinformare le persone, fare campagne di un certo tipo informative o disinformative, che poi sul web sono costanti i messaggi che ti arrivano, cioè condiziona anche, perché il consumatore fa la vita o la morte di settori di produzione, abbiamo visto, no? Sì, guardi, questo va a braccetto con un altro elemento importante che è l'etichettatura. Noi dobbiamo far capire ai consumatori che quel prodotto è prodotto italiano. Mentre oggi, molto spesso, quando si va al supermercato, se lese italiano, però non è prodotto italiano. No, questo è il punto. E quindi l'informazione deve essere fatta un'informazione completa. Da una parte per valorizzare i nostri prodotti, 36 sono i marchi DOC, DOP, IGP del Veneto, la prima regione d'Italia per avere il maggior numero di marchi di qualità. E dall'altra parte la valorizzazione appunto delle nostre aziende, che quei prodotti vengono prodotti in Italia. Molto spesso succede diverso, perché un prodotto viene importato dall'estero, viene trasformato in un'azienda italiana e a quel punto viene venduto come prodotto italiano. Così non va bene. Va bene nel momento in cui io so esattamente la provenienza di quel prodotto e dove viene trasformato quel prodotto. Così si valorizzano le nostre aziende agricole e i nostri prodotti.
agricoli. Assolutamente, riportare l'agricoltura italiana al vertice per produzione e qualità deve essere l'obiettivo, evangelizzare i nostri prodotti in ogni sede, sapersi raccontare come state facendo ora. Sì. Questo è un altro aspetto importante. Ultima battuta, pochi minuti, però bisogna dirlo, crisi degli allevamenti da vacche da latte, ci stanno seguendo in molti dall'altopiano di Asiago, salutiamo tutti coloro del territorio che hanno difficoltà. Quindi adesso poi sono aumentati anche i prezzi dell'energia. Esatto, anche in questo caso due sono i temi: costi della produzione da un lato e giusto riconoscimento di quello che è il lavoro di questi eccezionali produttori. Per quanto riguarda i costi di produzione, abbiamo già detto tanto, purtroppo la zootecnia è una di quelle energivore. Esatto, è uno di quei settori che più hanno bisogno di energia, bisognerà continuare. Ma non si a salva il lavorare. settore con i lavorati, con i latticini, le caseifici? Si salva se questi latticini, se questi lavorati vengono venduti come eccellenze al giusto prezzo. Però stiamo attenti anche a quelle che sono un sacco di limitazioni in questo momento da questo punto di vista. Un sacco di produttori hanno difficoltà a produrre, ad arrivare a trasformare il loro latte in un prodotto, in un semilavorato, in un prodotto finito, perché in questo momento c'è anche un grosso problema di burocrazia e di adempimenti per le aziende a cui è difficile stare dietro. Io ho un mantra che la semplificazione burocratica non vuol dire cancellare, non vuol dire cambiare il regolamento, vuol dire cancellare adempimenti. Ce la farete. Non possiamo lavorare noi per non far lavorare qualcun altro. Non possiamo riversare sugli agricoltori alcuni obblighi burocratici che devono stare in campo a qualcun altro, perché l'agricoltore deve stare in campo, in stalla, in cantiere. Questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Questa diciamo che è una delle battaglie più importanti, perché anche costa tanti soldi questa burocrazia eccessiva, non solo alle aziende di qualsiasi ambito, ma anche in quelle agricole. Guardi, siamo in buona compagnia, purtroppo qui abbiamo tutte le associazioni di categoria, dagli agricoltori agli artigiani, ai commercianti, tutti, diciamo meno burocrazia. Per quanto riguarda il nostro settore, il settore agricolo, pensi lei che un agricoltore 100 giorni all'anno serve per la burocrazia? Non è accettabile. I nostri agricoltori devono andare nei campi, devono fare il lavoro di allevatori, non hanno tempo di 100 giorni all'anno a stare dietro a tutta questa burocrazia. Certo. Il taglio della burocrazia è un aspetto importante, lo abbiamo detto noi nelle assemblee congressuali, ci è stato promesso dal presidente regionale Stefani della riduzione della burocrazia, instaurato a livello regionale un tavolo della sburocratizzazione, adesso andiamo a andare sui contenuti e quindi oggi dobbiamo concretizzare quello che è stato detto per cercare di essere meno burocratici. Allora, grazie a Maurizio Antonini, direttore CIA del Veneto, grazie al nuovo presidente Giorgio Pupi e naturalmente in bocca al lupo, ci terrà aggiornati su quello che riuscirete ad ottenere. Speriamo che non ci siano altre criticità di cui dover parlare, incrociamo le dita, anche perché non dipende a questo punto da voi ovviamente. Però voi del settore vi terremo assolutamente informati, grazie anche della vostra partecipazione. Chiamate l'associazione di categoria, la CIA, per avere ragguagli in un momento un po' particolarmente difficile, e a voi di averci seguito. Rivedete la puntata su YouTube e sul web. A presto!